Teatro Pirandello di Agrigento, oggi e domani in scena Giufà di Camillo Mascolino e con Aristotele Cuffaro. Giufà, tu non ci sta scopertato magico? Sì, tu non l'ha scoperta. Come l'ammazza scarrupeto? Con ciuccioni? E perché no? Tu sei forte! Ma è più forte di me. Rosinetta. Ho fatto un adattamento dai racconti di Giufà, in sostanza. Ho cercato di mettere insieme i vari racconti che sono stati scritti su questo personaggio e ne ho fatto poi un filo conduttore, arrivando a raccontare le diverse storie con una trama, in sostanza. Non è stato un lavoro semplicissimo perché erano dei pezzi molto piccoli, molto brevi, per cui bisognava anche mettere dentro un po' di materiale e diciamo che è andata abbastanza bene perché i ragazzi ne hanno un grande beneficio, diciamo, sotto questo aspetto, perché ci sono delle morali dentro che, nonostante il personaggio uno sciocco, però riesce a, come dire, a svegliare un po' il suo paese, il suo piccolo paese, per ribellarsi alle ingiustizie, in sostanza. Il teatro per i ragazzi è una scoperta, per cui è chiaro che bisogna educarli a poco, a cercare di trovare, come dire, un giusto rapporto fra chi fa la rappresentazione, quindi gli attori, le luci, gli effetti musicali, e loro che per la prima volta o ancora non abituati a partecipare agli spettacoli si trovano anche un po' spaesati, però entrano dentro la storia, questo è molto importante, stanno attenti, stanno in silenzio, partecipano, hanno anche un dialogo con gli attori, ed è quello che io volevo, cioè con i vari personaggi, naturalmente, all'interno della rappresentazione, appunto. Io devo ringraziare soltanto la Fondazione Teatro Pirandello e questa apertura verso le realtà locali, e quindi quello che ha fatto la Fondazione, portando e dando la possibilità a noi, Teatro della Posta Vecchia, con un nostro lavoro plurirappresentato per le scuole e che ha avuto tantissimo successo, di portarlo qui al Teatro Pirandello, che si apre anche al teatro popolare. E noi in questo modo penso abbiamo fatto un ottimo servizio e ringraziamo sia Tano Aronica che il direttore generale della Fondazione, Lillo Tirinnocchi. Grazie per questa apertura verso le realtà locali. Viva Giufà, è una difesa, e ci viva Giufà.